Su 29 lampadas a sero in Ierzu hanno cercato di uccidere a un allevatore di 39 anni desa vida. Somine a sos carabinieri desa compagnia di Ierzu hanno che a ora desa 8:30 e 0 e standava a s'azienda sua in località de Padru pro contipizzare su bestiamene. In cui esettandi lubi vini due persone scarottadas armadas de fusile e de cassa che hanno sparato una paia e corfos a sa macchina desa allevatore. Sar fusiladas hanno fatto danna su mezzo ma non hanno averto somine che ha denunziato su fatta a sos carabinieri che sono supprios a su loco desimpostade hanno fatto sul rilievoso. Sul militare, coordinatore della Procura della Repubblica della Nuse, hanno avviato as indagines pro comprendere commente sono andata sas cosas e iscoperrere chi e vini sur due bandios che hanno cercato di uccidere a sallevatore. In Sardegna pure sono cominciato sul ribasso d'estiu che arrivano a pustir de 9 mesi di emergenza sanitaria che hanno approvato medas as attividades commerciales che hanno de più parare fronte a tancada longas e a aperturas resestiches. De un mese semus in arvu e sos turistas sono cominciando a arrivare a troppas. Custu di appodere torrare alinu a un settore desa moda che in questo mese ha pattiu prosa minimada de sus consumoso e prosa concorrenza sempre più forte de su commerciu in linea a fortiau finzar da esisser rosichiu, che a cada anno non manca su dibattitu su presu profettu de sul ribassoso in un panorama commerciale che oramai mescamente in sar piattaformas in linea ma per in sa grande distribuzione organizzata fa che ne promozione stottusannu. Su prasar vendidas straordinarias interveniti che in una nota a Confcommercio Sardigna chi promedio des ufficio in studio suo a tamaniano documento su prasandamento des ribassor de estiu 2021. Pro comporare vestires e accessorios o ribassao scada famiglia sarda te spendere in media 128 euro e sta a narrare 60 euro a persone, numeroso in linea che in sa media nazionale. A pustir de esanno in pessuco lausi spera eschisar vendita storren a partire nata Nando Vaedda, presidente de Confcommercio Sardigna. In accabu de un tempur mezzano sul ribassor d'estiu sono un'occasione importante per recuperare su tempus perdiu e comporare a prezzo de convenia. Su tardesa Sardegna si ha abbozzato a maniera definitiva su ricorso contro la stabilizzazione dei sos operaios ex mestrale dell'Agenzia Forestas. L'udana è schieresa Wila e FPL Wil, oppostos in giudizio, e chi in una notte ammentana sorfattoso. Su ricorso su Tribunale Amministrativo Regionale contro la stabilizzazione dei sos collegas semestrales, lei ha presentato un gruppo di traballadores che ha prestato servizio in Agenzia Forestas che in contrattos a tempo determinato trimestrales e non sono stato assunti. S'avvertenzia de sos ex trimestrales è stata addennante il medasannoso, pro essere apprettata in su 2019 quando su tribunale de Nugora condannau a s'agenzia, declarando illegittimo e ha esposto un termine in sos contrattoso de traballo vattoso su talinea sos sindacauso. S'impossibilità di rinnovare sos contrattos a tempo determinau ha timpinau promesse sa Will in sa guerra pro stabilizzazione e sa regione ha avviato una procedura diretta a promudare sos contrattos precarios de sos operaios in contrattos a tempus indeterminau. S'avvertenzia che ha interessato pro de milli traballadores fit accabada in bonu in frevaglio di su 2020 grazie a su traballo compartiu de sindacaus e assessoraus competentes e risero este arribada sa sentenzia che su ricurso non ha fundamento e fiti proprio sa sentenzia che vini settande su sindacau e sos traballadores. Atta cominciare su Secchi de Trivulas e due edizioni del su Festival Literario dell'Ediano in Lollove dedicato a Grazia Deledda, scrittora nugoresa, premio Nobel prosa literatura in su 1926, che proprio in Lollove ha ambientato una delle sue opere sue più famate, La Madre. Un appuntamento che quest'anno si va che tasso schento che in bantanno da esa naschida de Grazia Deledda. Su programma desa manifestazione l'hanno presentato questo Manzano, i sintiri di una conferenza prosimprenta fatta in su giardino desa Domo Museo desi scrittora, Neria De Giovanni, direttora artistica de su festival, e Simone Ciferni, presidente desa Soziu Uniamoci dell'Ollove, chi parisa sa Soziu Salpare, atideau e promoviu su festival chi una paia di erfa che tarrizivi usa medaglia de su presidente desa Repubblica Sergio Mattarella.
Un festival patrocinau da su Ministero della Cultura, Sisre, sa Fondazione de Sardigna e su Burgu dell'Ollove. Medasar manifestazioni culturali, economicas e enogastronomicas chi a poter godere in sastrerdier de su festival a incuru de Graziano Siotto, direttore organizzativo de sa manifestazione. Desos iscrittores che hanno a presentare las operas issoro a sa musica e su teatro e tutto sa taffachere il su rispetto de sa regulas anti-Covid. De chinar de storias chi contano un'umanidade varia, da esos sardos disterrauso in sa bassa Toscana in sos annos 70, a sorzovanos astemios in sol localer de sarviddas, de esos ammentor de pizzinnia su cominzu de un amore, colanne pronotter de brullar de cantos a tenore de negoziadas. Una cosa liga tutta appare, su Zilleri. Ammento scollios in Storie da bar, su libro de su giornalista Luca Urgu, che naschi da un esperimento brullano chi su mattessi at inventau in sos social per non pensare a su primo serru Covid in berano colau. S'invitu de Urgu a sos contatto suor de Facebook all'inviare contor de Zilleri e standau gai bene che accollì una schenti storia spostas in su libro che contana de personalidades varias e commente cada Zilleri si assispricu e attirete temperamentos precisoso. Un libro che si legge chi in piacere e chi in gusto, gai commente sa stassar de vinu, chi sos protagonistas de sas istorias suar viven in compagnia. Un libro dedicato a un narratore e amante de sa compagnia che pro Luca Urgu estistau un esempio de primore su Babbo Francesco.